Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Partiamo subito con l'emergenza coronavirus con un'altra giornata di dati in chiaroscuro. In Lombardia oggi sono stati accertati 1431 nuovi casi, a fronte però di un numero ridotto di tamponi processati, pari a 13.356. L'incidenza si attesta quindi al 10,7%, in calo rispetto al 13% di ieri. Tanti i guariti, sono stati 4.717 e torna a scendere il numero degli attuali positivi dopo parecchie crescite consecutive, oggi meno 3.291 per un totale di 54.507 persone. I decessi sono stati 62 contro i 59 di ieri, 3 i ricoveri in più in terapia intensiva, ma calano di 76 unità gli altri reparti. Per quanto riguarda poi le province, a Varese sono stati accertati 181 casi, mentre a Milano sono stati 434 e a Brescia 289. E intanto prosegue la campagna vaccinale in regione, sono state somministrate quasi 70.000 dosi su 153.720 e come numero è il secondo assoluto in Italia, meglio solo l'Emilia-Romagna a 71.000, ma come percentuale, ossia il 45,3%, la Lombardia è terzultima. Questo tema sarà dedicato a ampio spazio sul giornale di domani, disponibile sia in edicola sia sui supporti digitali. E restiamo in tema Covid, ma spostiamoci sulla cronaca. Domenica di controlli, quella di ieri al Sacromonte di Varese, dove gli agenti hanno vigilato sul rispetto della normativa in materia di contenimento della pandemia. In alcuni momenti della giornata, come spiegano dal comando di Via Sempione, è stato necessario chiudere la via di accesso al borgo a causa della grande affluenza. Inoltre sono stati sanzionati una dozzina di cittadini non residenti a Varese per violazione della normativa anti-Covid. A queste persone è stato contestato lo spostamento fuori dal proprio comune senza una comprovata esigenza tra quelle previste dal DPCM. E spostiamoci ora a Gallarate, dove continua a tenere banco la maxi rissa tra ragazzini. Vediamo a questo proposito il servizio realizzato dal collega Angelo Perna. Via Mercanti è il punto dove è avvenuto il pestaggio più violento che ha portato il ragazzino di 14 anni in ospedale di fronte a questo negozio per bambini, ed è stato provvidenziale che avvenisse qui perché c'erano molte persone che sono subito accorse in suo aiuto. Ora siamo in Piazza Ponti a Gallarate, dove venerdì si è concentrato parte della flash rissa che ha sconvolto il centro cittadino. Ne parliamo con Marcello Donato del Gravity, che ha avuto una visuale perfetta per un'evoluzione di questa rissa. Cos'è che è successo? Ma niente, erano circa le 17 e abbiamo visto arrivare questa, diciamo, carica di ragazzini armati con bastoni, catene, e che andavano verso Viale Mercanti. Dopodiché ho saputo che hanno pestato, diciamo, questo ragazzino di 14enne, e poi con l'arrivo dei carabinieri c'è stato un fuggi generale, c'è stato, e niente, sinceramente all'inizio non mi sono preoccupato più di tanto, ma poi quando ho sentito invece quello che era successo ero un po' preoccupato. Grazie ad Angelo Perna spostiamoci a Gorla Minore, dove la Guardia di Finanza ha arrestato una donna di 38 anni di origine marocchina, residente a Novara e arrivata in Vallerona per acquistare cocaina. Come scoperto dagli inquirenti, l'unica entrata mensile su cui la donna poteva contare è il reddito di cittadinanza e proprio con questi soldi comprava la droga. La donna è stata condannata per direttissima a 10 mesi di reclusione e tutti gli approfondimenti sono già disponibili sul nostro sito. Restiamo sulla cronaca. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Varese hanno arrestato un 41enne pluripregiudicato perché è destinatario di un ordine di carcerazione emesso per furto. La pattuglia, durante i servizi di controllo alla stazione delle Ferrovie Nord di Varese, ha notato l'uomo di nazionalità straniera per l'atteggiamento sospetto. Fermato e controllato dai poliziotti, è emerso che era ricercato appunto per un provvedimento di ripristino della custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Monza. E il 41enne è stato quindi portato nel carcere dei Miogni. Questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 13, una buona serata.